Ennesimo incidente sulle strade dell'Agrigentino. Ancora una volta interessata la 189 Agrigento-Palermo, dove all'elenco delle vittime si aggiunge un uomo di Campofranco. L'incidente si è verificato questa mattina sulla strada che collega Comitini con Muxarello. Coinvolte una Fiat Punto e una moto Ape che trasportava frutta. A perdere la vita Francesco Di Bona, di 60 anni. E così, mentre ci si avvia alla manifestazione del 25 gennaio contro l'isolamento della provincia di Agrigento dal punto di vista viario, sulle strade della provincia si continua a morire perché l'isolamento da un lato e il pressapochismo nel curare la sicurezza fanno la differenza dalle nostre parti, e forse serve molto di più che una manifestazione, seppure lodevole, per costringere chi governa a Roma e a Palermo a muoversi seriamente per la soluzione dei gravissimi problemi che mettono a repentaglio la vita dei cittadini.